Avete visto che bella casa e quanto verde? Benvenuti in questa villa Castagnole. Ciao, sono Luca Gottardo e prima di farti vedere questa grande casa con 2 unità abitative collegate tra di loro ma scollegabili, entrambe con garage, voglio farvi vedere questo grande giardino tutto ben piantumato, con addirittura un angolo relax o comunque con l'angolo per grigliare con gli amici e fare festa, lo spazio giusto per gli hobby e le passioni che potrebbe essere l'orto o anche giocare con i bambini, per non parlare dell'angolo barbecue. E il grande portico che si affaccia proprio nell'entrata. Andiamo a vedere gli interni. Ed eccoci qua. Immagino che lo percepiate già anche voi. La casa è tenuta magnificamente. Iniziamo da questo ingresso che, come vedete, è già stato sfruttato molto bene con questa armadiatura poiché è ampio. Ma andiamo a vedere la zona giorno. Zona giorno spaziosissima con tutte le vetrate su quel lato e lascia posto poi a questa grande cucina. Qui troviamo anche gli elettrodomestici incassati. Di qua invece c'è l'uscita per il porticato, così sono anche comodo con i piatti se voglio mangiare all'esterno. Qui troviamo il primo split dell'aria condizionata, ma vi voglio far notare questo particolare soffitto che si sposa alla perfezione con questo pavimento. Con pochi gradini siamo già nella zona notte con le 3 stanze e il bagno. Da dove vogliamo cominciare? Magari da questa, che comunque è una camera doppia, e vedete che qui hanno trovato spazio addirittura per 2 letti, la scrivania e l'armadio. Una bella soluzione. Ma qui troviamo addirittura 3 letti e tanto spazio. Sempre finestre belle e grandi e sempre uno spazio dedicato allo studio, ideale per bambini e ragazzi. Un'altra camera matrimoniale. E il bagno, bello comodo, con la vasca e una bella parete colorata, come piace a me. Come dicevo prima, questo è il collegamento interno tra le 2 unità, ma ci torniamo dopo. Qui può sembrare un interrato, in realtà siamo al piano terra e troviamo un bagnetto con doccia, la zona stileria, magazzino o comunque cantina e il garage bello grande in lunghezza con un'altra zona lavanderia. Adesso andiamo nel vero interrato. Dove troviamo subito una bella cantina e una fantastica taverna col caminetto a legna. Se pensavate che fosse finito qua, non è così. C'è dell'altro spazio ben sfruttabile che potrebbe essere di una o dell'altra unità. Qui vedete una cucina, il lavello e la lavatrice con anche le lavastoviglie è dentro alla stanza della centrale termica.
E poi di qua abbiamo un bagnetto. Oltre a questo comodo magazzino, che potrebbe essere anche adatto per il cambio stagione, anche perché la stanza è perfettamente asciutta. E di qua invece troviamo il garage della seconda unità, col basculante elettrico. Da questo terrazzino, dove troviamo due ingressi, si accede alla seconda unità. Zona pranzo con cucina. E vi ricordate dove eravamo prima? Questo è proprio il collegamento interno di cui vi parlavo. Di qua si accede alla prima unità, proprio dove c'erano le scale della zona notte. Qui, volendo chiudere la porta o comunque con un cartongesso, le due unità sono completamente separate. Anche perché dopo il bagno c'è la vera e propria camera matrimoniale. Mi affascina questa casa, è grande, ben tenuta e poi è ideale per due famiglie magari dello stesso nucleo familiare. Mi piace proprio, direi quasi che sono cotto a puntino. E a voi? Piace? Venite in questa oasi di pace.